Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Mascalucia ancora sotto shock per l'omicidio avvenuto durante una festa di compleanno. Probabilmente per l'esasperazione in difesa di figlia e nipote, un uomo avrebbe ucciso il genero. Brutale aggressione nel centro storico di Catania. Un anziano viene seguito e colpito alla testa con una grossa pietra nel tentativo di rapinarlo. Arrestato l'aggressore. In marcia contro la mafia da Bagheria a Casteldaccia, come 41 anni fa, data del primo raduno negli stessi luoghi, la lotta per la legalità continua. Il grido degli abitanti dei quartieri periferici di Catania alla commissione parlamentare di inchiesta, distaccati dal centro della città. L'Etna scivola in giù verso il mare, un movimento di 2-3 centimetri all'anno del fianco orientale. Dimostriamo gli effetti concreti sul territorio. No al grano canadese contaminato. Al porto di Pozzallo la protesta degli agricoltori siciliani si concentra adesso contro l'arrivo del cereale appunto dal Canada. Calcio, Bivio Catania col Rimini, gara da tutto esaurito al Massimino e da dentro o fuori per la squadra di Lucarelli che contro i romagnoli si gioca la stagione. Bentrovati, in apertura la cronaca, c'è un'ultima ora agguato stasera a Palermo nel quartiere Sperone. Il bilancio è di un morto e un ferito grave trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Sono in corso le indagini per stabilire il movente della sparatoria. Sul posto sanitari del 118 e agenti della squadra mobile. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine. C'è anche un elicottero che sorvola la zona appunto in cui è avvenuto l'agguato. Rimaniamo ancora purtroppo in tema di omicidi perché una ragazza, la storia di Mascalucia, una ragazza, la sua festa di 18 anni, la famiglia riunita e quei problemi mai risolti che esplodono nella testa del nonno per esasperazione probabilmente. Sono i contorni appunto dell'omicidio avvenuto a Mascalucia in provincia di Catania. Il paese è ancora sotto shock perché il quarantenne ucciso dal suocero era molto conosciuto. Tonino De Mana. Una tragedia annunciata, forse evitabile, ma che ha radici profonde come gli alberi che circondano la villetta di via Pablo Picasso a Mascalucia, dove Giovanni Nicolosi, 60 anni, non ha esitato ad armarsi di un coltello da sub per uccidere il genero di 42 anni nel giorno in cui si festeggiava il 18° compleanno della figlia. Vincenzo Rizzotto, colpito da un fendente all'addome, è morto poco prima di arrivare in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato per omicidio aggravato. Un doppio dramma familiare che ha scosso la comunità di Mascalucia, tanto che in paese non si parla d'altro. Voci spifferi della strada raccontano di un rapporto teso tra Enzo Rizzotto e il suocero, intervenuto più volte in difesa della figlia e della nipote, anche poche ore prima della festa di compleanno. Giovanni Nicolosi non sopportava quei maltrattamenti in famiglia, forse temeva per le sorti della figlia e potrebbe aver agito per esasperazione e rabbia. Vincenzo, figlio dell'ex comandante della polizia municipale di Mascalucia, era conosciuto per la sua doppia personalità, a volte buono come il pane, altre rissoso ed aggressivo. Vincenzo è un ragazzo che io appunto come tanti conoscevamo, un ragazzo un po' sopra le righe che magari viveva in maniera così un po' spavalda, alternava dei momenti in cui magari aveva un po' alzato il gomito oppure cos'altro e quindi diventava anche un po' più irascibile. Vincenzo e Giovanni, nei paesi ci si chiama così solo per nome, li conoscevano tutti. Questo un ritratto della vittima. Saccio che era un ragazzo con tutto l'auge, questa nuova gioventù, questa protezione, ma non è che posso dire che è tinto, cosa non è buono. Sempre qua con la bici, bevavamo, parlavamo di calcio, qualcosa di questo genere. Che cosa può essere successo? E sai quando non funziona questo qua? Rispetto per tutti, chiede il titolare di questo bar. E rispetto a tutti in Mascalucia per lui, anche per il signor Giovanni. Agrigento, la rissa davanti alla concessionaria ha provocato un omicidio per errore. A quanto risulta, la vittima è stata uccisa nel corso di una colluttazione dalla stessa pistola che impugnava Davide Sardo.
Sarebbe stato un omicidio per errore. La morte di Roberto Di Falco, 38 anni, di Palma di Montechiaro, sarebbe stata causata da un caso giuridico di errore nel colpo, deviazione del colpo. I 3 indagati di Palma di Montechiaro, che sono ristretti nel carcere Pasquale Di Lorenzo a seguito di quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso ad Agrigento, al villaggio Mosè, nel parcheggio antistante l'autoconcessionario Lillo Zambuto, sarebbero passibili di ipotesi di reato alquanto non ricorrenti. Si tratta tecnicamente del reato aberrante, ovvero il reato commesso per un errore di esecuzione o con modalità diverse e che colpisce un soggetto diverso dal previsto. Infatti la vittima, Roberto Di Falco, il fratello Angelo Di Falco, 39 anni, entrambi commercianti di automobili, e i loro 2 amici, Calogero Zarbo, 40 anni, e Domenico Avanzato, 36 anni, sono giunti alla concessionaria Zambuto forse perché animati dal vendicarsi del non essere stati pagati per una compravendita di automobili. I 4 avrebbero aggredito Zambuto e si è scatenata una colluttazione ed il trambusto ha provocato lo sparo di un colpo di pistola che ha ferito gravemente Roberto Di Falco, poi morto appena giunto all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Il 38enne palmese dunque è stato ucciso dalla stessa pistola da lui impugnata per verosimilmente sparare e uccidere Zambuto, che reagendo distinto ha deviato la canna e l'esplosione ha colpito Roberto Di Falco. Il fratello della vittima, Angelo Di Falco, avrebbe quindi raccolto la pistola e avrebbe tentato di sparare contro uno dei 2 figli di Zambuto, ma l'arma si è inceppata. Le telecamere di videosorveglianza nella zona avrebbero registrato e testimoniato ciò che adesso la procura contesta ai 3 palmesi. Un'aggressione brutale, quella che è avvenuta nel pieno centro di Catania, è ripresa dalle telecamere. Vi mostriamo come un anziano che camminava per strada è stato sorpreso alle spalle da uno straniero che lo ha colpito alla testa con una grossa pietra per poi pestarlo per pochi spicci. L'aggressore, un 39enne senza fissa dimora, è stato arrestato. Emanuela Corsi. Ha colpito un anziano con una pietra in testa nel tentativo di rapinarlo. Un 39enne, uno straniero senza fissa dimora, è stato arrestato per tentata rapina aggravata ai danni di un pensionato di 82 anni. Siamo in via Don Luigi Sturzo, nel centro storico di Catania. Sono le 5:30 del mattino. Come si vede in queste immagini, l'uomo segue la vittima di 82 anni, poi la colpisce alla nuca con una pietra di grosse dimensioni. Quando l'anziano è per terra, lo colpisce con calci e pugni al volto. E ancora rovista nelle tasche dei suoi pantaloni e del giubbotto alla ricerca di denaro. Quando capisce però che l'uomo non ha nulla con sé, soprattutto soldi, lo lascia per terra e scappa. È stato un passante a notare la scena del povero anziano sanguinante e chiamare il 112. La vittima, con un'ambulanza, è stata portata in ospedale. Ai carabinieri ha raccontato che era per strada alle 5:30 del mattino perché aveva accompagnato la moglie che doveva recarsi in aeroporto alla fermata del bus. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno ricostruito la dinamica della tentata rapina e dopo meno di 24 ore hanno identificato e fermato il senza tetto con indosso ancora il giubbotto, la felpa e lo zaino in spalla che portava nel momento dell'aggressione. L'uomo aveva con sé anche una busta di plastica al cui interno c'erano dei pantaloni sporchi di sangue che sono stati sequestrati per verificare se sia compatibile con quello della vittima. Il 39enne è indiziato di delitto e il GIP, che ha convalidato il provvedimento, ha disposto la sua custodia cautelare in carcere. Centinaia i partecipanti alla marcia antimafia Bagheria Casteldaccia in ricordo della prima ribellione popolare al dominio dei clan 41 anni fa, negli stessi luoghi. Non abbassare la guardia, necessario ricordare e lottare ancora contro Cosa Nostra, avverte il presidente del centro studi Pio La Torre, Marco Gullà. Il 26 febbraio del 1983 migliaia di persone legate ad associazioni civiche, sigle sindacali, studenti e i parroci di alcune parrocchie locali sfilarono da Bagheria Casteldaccia, il cuore di quel triangolo della morte dove la mafia stava in quei mesi portando avanti una faida insanguinata da decine di omicidi e lupare bianche. Un no alla mafia in un momento storico per la nostra terra in cui ribellarsi a Cosa Nostra poteva costare la vita. Anche quest'anno, a percorso inverso per via di alcuni problemi alla viabilità, è andata in scena la marcia antimafia partita da Casteldaccia. L'obiettivo è di trasmettere alle nuove generazioni cosa è successo 41 anni fa. La prima rivolta popolare antimafia, non la prima lotta antimafia perché ci sono state dall'800 fino a... Ma la cosa importante è stata la trasversalità della manifestazione contro
le stragi della seconda guerra di mafia, dove credenti e non credenti, laici e religiosi, dei partiti democratici, del movimento sindacale e soprattutto il mondo dei giovani delle scuole diede luogo alla prima marcia che noi abbiamo richiamato nel corso degli anni. Tantissimi studenti presenti per una marcia ricca di significato. Soprattutto quello che è più importante è coinvolgere le scolaresche sin dalla scuola proprio primaria per far capire loro attraverso dei messaggi, attraverso proprio il vivere questi momenti, quello che significa lottare e lottare per il bene comune. La folla, la memoria, la lotta alla mafia, c'è tutto questo nel giorno del 41esimo anniversario della marcia contro Cosa Nostra. Stiamo affrontando il discorso contro la mafia. Infatti nella settimana scorsa abbiamo studiato questo e di preciso abbiamo studiato un uomo, Pio La Torre. Finalmente la gente si è ribellata alla mafia, oggi è un ricordo importante soprattutto perché facciamo partecipare i nostri ragazzi delle scuole che in quel periodo chiaramente non erano neanche nati, ma che oggi con questo ricordo vivranno quel momento particolare di questa lotta contro la mafia di tutti i cittadini. I quartieri periferici di Catania si sentono totalmente staccati dalla città. È quanto rilevato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado di città e periferie. Adelaide Barbagallo. Librino, San Cristoforo, San Giorgio non si sentono far parte della città. Si sentono veramente staccate dal resto della città quando c'è stato detto da più interlocutori che si dice andiamo a Catania partendo da una periferia, è un segno evidente che forse tra la periferia e la città c'è stata troppa cesura nel tempo. A Catania la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado di città e periferia, che ha molto apprezzato il lavoro sinergico tra le istituzioni dell'osservatorio istituito in prefettura sulla dispersione scolastica. Da 40 denunce si è passati all'emersione di 1000 casi di ragazzi che avevano abbandonato la scuola. Il nostro è un lavoro che coinvolge tutti, è un lavoro che evidentemente tenta a fare una rete interistituzionale pubblico-privato con l'obiettivo primario di chiaramente contrastare la povertà educativa. Il sindaco vi ha prospettato il suo problema per quanto riguarda la polizia locale, carenza di organico fortissima. Il sindaco ci ha parlato di numeri piuttosto preoccupanti su questo aspetto, quindi molto sottodimensionato il corpo di polizia locale e tra l'altro un corpo anche composto non più da giovanissimi. Abbiamo preso atto di queste istanze, ne parleremo anche a Roma. E poi ci sono le belle realtà di Catania, gli oratori, le associazioni sportive, anche gli studenti e le loro famiglie avranno modo di esporre problemi e iniziative ai componenti della commissione parlamentare. E a proposito di belle realtà legate alle periferie, parliamo adesso di carità creativa, non semplice assistenzialismo a chi non sa come andare avanti, creando opportunità di lavoro. Diverse le iniziative e i progetti che la diocesi di Acireale attraverso la Caritas mette in atto per dare dignità ai più bisognosi. Adelaide Barbagallo. Lavorare nei campi incolti di proprietà della diocesi di Acireale, rinvigorire il settore dell'artigianato, creare opportunità di lavoro. È una carità creativa quella che il vescovo Raspanti con la Caritas diocesana vogliono mettere in atto per dare dignità a chi non sa come sfamare la famiglia, a chi è caduto in mano agli usurai, a chi vive per strada. Con la fine del reddito di cittadinanza sono sempre più numerose le persone che chiedono aiuto. La nostra Caritas vuole proprio incentrare tutto su questo, sulla capacità di ogni persona che ha a sapersi mettere in gioco e a poter lavorare. Già la diocesi ha dei terreni e dunque abbiamo pensato qua come equip anche Caritas di poter utilizzare questi terreni in disuso per poter fare dell'agricoltura sostenibile. Dare dignità significa anche saper ascoltare. Hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di avere conforto anche di chi sta dall'altra parte del tavolo e noi siamo aperti anche a questo. Persone che vivono sulla strada, che non hanno un posto dove dormire, si presentano qui anche per avere un confronto sulla vita che loro svolgono con quella nostra.
perché non si ritrovano più, sono smarriti. Ma non può esserci una sana relazione con gli altri se prima non si fa un lavoro di riflessione su se stessi, dice Monsignor Raspanti, vescovo di Acireale, presidente della CESI. Tutte le diocesi come la nostra, in Quaresima, soprattutto in Quaresima, diamo la possibilità di condividere i propri beni, le proprie risorse, in denaro, in tempo libero, in beni materiali, con chi ha meno. E davvero questo ci aiuta nella riconciliazione, che è l'altra grande direttiva della Quaresima. Guardare oltre il proprio io significa pensare pure a chi vive nelle terre martoriate dalla guerra. Per questo anche la diocesi di Acireale partecipa alla colletta di solidarietà e pace per la Terra Santa. L'Etna che scivola, anzi per la precisione il fianco orientale dell'Etna che scivola verso il mare. Gli scienziati lo studiano e lo misurano, un movimento millenario che adesso vi facciamo vedere con i vulcanologi dell'INGV che ci portano appunto, ci mostrano la faglia e le ferite sul terreno. Sono 2-3 centimetri l'anno. Lorena Dolci. Dietro questa immagine da cartolina, a montagna si muove. Il suo fianco orientale scivola verso il mare. Gli scienziati registrano uno slittamento di 2-3 centimetri l'anno per l'effetto congiunto di eruzioni e faglie. Questa è una delle tante faglie che partono dal vulcano. Qua siamo a Trecastagni. Guardate, questa linea non è una spaccatura dell'asfalto, è proprio il segno della faglia che vedete qua ha intaccato anche questo marciapiede, ma il segno più evidente lo vediamo su questo muro. Una vera e propria breccia che si allarga nel muro di sostegno di questa villetta ormai abbandonata. L'INGV monitora da anni questo punto con attrezzature e satelliti. Quanto si allarga ogni anno questa frattura? Allora, il movimento di questa struttura, misurato con tutti gli strumenti che ti ho detto, è di circa 1 centimetro l'anno. Ma come si vede non c'è solo una componente di apertura, c'è anche una componente di scorrimento. Questo blocco di muro verso est è spostato verso sud. Questa faglia viene giù da Tarderia con direzione verso sud-est, passa da qui dove siamo adesso, attraversa l'abitato di San Giovanni la Punta, dopodiché scorre parallelamente alla strada che da San Giovanni la Punta collega San Gregorio, attraversa l'abitato di San Gregorio e da qui continua invece verso est fino ad arrivare alle isole dei Ciclopi. C'è da dire che queste strutture devastano, distruggono tutto quello che incontrano, se lo incontrano, ma basta allontanarsi di pochi metri, poche decine di metri per non avere conseguenze gravi sugli abitati. Un movimento che spesso chi pianifica il territorio non tiene presente, mentre i residenti ci convivono da anni, come il titolare di questa pompa di benzina sfiorata dalla faglia. Ora si chiama via Catania 64, ma ancora sui documenti esce contrada Grotta Balla, strada provinciale 8, perché anticamente raccontavano mio padre che qua c'era una grotta dove si ballava, gli antichi dicevano si ballava perché c'erano sempre movimenti sul Sultori. No al grano estero contaminato, tanti gli agricoltori siciliani questa mattina al porto di Pozzallo in protesta contro l'arrivo del cereale dal Canada. Laura Curella. Viene scaricato da questa nave che c'è dentro il porto del grano che contiene glifosate, che viene trattato col glifosate. Noi chiediamo che un'importazione così selvaggia non possa essere consentita, quindi chiediamo l'intervento del governo. No al grano estero contaminato. Tanti gli agricoltori siciliani questa mattina al porto di Pozzallo in protesta contro l'arrivo del cereale dal Canada. Dopo aver invaso le città con i trattori, continua la lotta contro l'importazione di prodotti alimentari esteri che, oltre a essere nocivi per la salute dell'uomo, stanno distruggendo il settore. Abbiamo bisogno di maggiori controlli, perché fin quando si parla di rapporti commerciali con l'estero, il discorso è molto limitato e si amplierebbe di più. Qui parliamo della salute pubblica, parliamo di grano trattato con glifosate. Si contesta infatti l'uso del glisofate, l'erbicida più diffuso al mondo che serve a far anticipare la mietitura del grano. Ne consegue il basso costo di produzione e vendita rispetto a quello italiano e in generale europeo. I campioni di grano sono stati prelevati per essere portati in laboratorio. Quello di oggi non è il primo caso di proteste degli agricoltori all'arrivo di navi cariche di grano, ma nessuno sembra ascoltare queste voci. Nuovo piano di interventi per riqualificare la zona industriale di Catania. Oggi un tavolo tecnico per sbloccare i fondi e riqualificare l'area spesso colpita da allagamenti. Ce ne parla Lorena Dolci.
Chi lavora all'ST, alla Tressano, nelle oltre 500 grandi e medie aziende della zona industriale di Catania, quando piove deve attraversare strade trasformate in fiumi per raggiungere il posto di lavoro. Non per niente quest'area si chiama Pantano d'Arci. Gli allagamenti e il degrado sono stati molte volte segnalati. Adesso la Regione ha varato un piano di interventi strutturali. Con i primi 10 milioni sono già stati realizzati oltre 7 km di strade e 800 punti luce. Sarà presto consegnata al Comune di Catania la nuova rete idrica per creare oltre 40 km di condotte. Ma non basta. Il tavolo tecnico chiesto dal sindaco trantino e che si è riunito oggi al Palazzo dell'ESA è servito soprattutto a combattere la burocrazia e a sbloccare altri 10 milioni che la Regione deve al Comune di Catania. Ecco a cosa serviranno. Per evitare gli allagamenti, per garantire decoro, per garantire sicurezza. Abbiamo da poco consegnato un sistema di videosorveglianza per tutta l'area industriale e quindi per la manutenzione delle strade, per tutta una serie di servizi che devono essere a garanzia di coloro che investono in quel territorio e per il mondo produttivo di Catania, che è un mondo produttivo molto vivace e che dà grande pilla alla nostra regione Sicilia. La soluzione definitiva arriverà poi dal progetto per imbrigliare le acque a monte dell'agglomerato industriale, causa dell'esondazione dei tanti canali che l'attraversano. Il presidente della regione Schifani a Siracusa per parlare del depuratore di Priolo e del nuovo ospedale insediato. Il tavolo tecnico per l'adeguamento dell'IAS. Il nuovo ospedale sarà pronto entro 5 anni. Schifani rassicura anche Gela avrà il suo. Francesco Loi. Il tavolo tecnico si è insediato, adesso si va spediti verso l'adeguamento. È la rassicurazione che dà Schifani sul depuratore IAS di Priolo. Verificheremo in quale ditte, quale industria ormai intendono autonomizzarsi. È evidente che se ci sarà interesse di enti istituzionali, non c'è soltanto il Comune, ci possono essere anche altri enti istituzionali, li valuteremo. L'impianto è stato sequestrato nel 2022 per disastro ambientale. Qui si puliscono i reflui del polo petrolchimico più grande d'Europa. Non ci si è mai fermati. Ora si dovrà fare un cronoprogramma per capire come intervenire. C'è da verificare tutta una serie di caratteristiche, sia qualitative del refluo, sia quantitative della domanda, capire una volta che si staccano i grandi utenti cosa bisogna fare. Ma Schifani a Siracusa ha parlato anche del nuovo ospedale, una struttura DEA di secondo livello che dovrebbe essere realizzata a breve. Almeno questa è la rassicurazione. Dal momento della consegna dei lavori, che noi confidiamo possa avvenire entro il 2024, poi entro 5 anni vi sarà la completa attivazione di tutte le strutture complesse che sono all'interno di questo ospedale, che diventa centrale non soltanto per la provincia di Siracusa. Sulla sanità in Sicilia, Schifani ribadisce l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Poi dice, anche Gela avrà il suo nuovo ospedale. E c'è un aggiornamento sulla notizia che abbiamo dato in apertura, ovvero quella della sparatoria a Palermo al quartiere dello Sperone, perché i 2 uomini, c'è stato un morto e un ferito, sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. La vittima è ancora a terra. Sul posto c'è il medico legale per l'ispezione cadaverica. Il ferito invece è ricoverato all'ospedale Bucchiari La Ferla con diverse ferite all'addome, ma sarebbe cosciente. Le indagini condotte dalla squadra mobile sono condotte dalla squadra mobile. In questo momento decine di persone sono accorse sul luogo della sparatoria non appena sono arrivati sono anche appena arrivati i parenti e gli amici della vittima. Quindi questo è il quadro in questo momento al quartiere Sperone di Palermo, dove c'è appena stato un omicidio, lo ricordiamo, un morto e un ferito. Andiamo alla cronaca. Fermata agli imbarcaderi di Messina una donna con 3 kg di cocaina divisa in 3 buste nascoste nella sua auto. 15.000 le dosi di cocaina pronte per essere vendute nelle piazze di spaccio, ovviamente sono state sequestrate. A Terrasini invece, nel Palermitano, la Guardia Costiera ha salvato una donna che minacciava di buttarsi in mare dalla banchina del porto. Dopo un lungo colloquio i militari sono riusciti a farla desistere e l'hanno affidata ai sanitari del 118. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, torniamo tra poco con lo sport.
Ritorniamo in studio, è previsto il pienone al Massimino per Catania Rimini di mercoledì, in cui la squadra di Lucarelli si gioca la stagione. I numeri sono negativi, serve la reazione d'orgoglio. Marco Carli. Sarà tutto esaurito al Massimino per il Catania contro il Rimini. Rossazzurri ad un bivio. Lo si sapeva da tempo che la semifinale di Coppa Italia avrebbe rappresentato lo spartiacque della stagione. È diventato ancora più evidente adesso, dopo un avvio di 2024 fatto di delusioni cocenti, se si eccettua la vittoria importante con la Juve Stabia e il roboante successo con il Brindisi di gennaio, che fatte le dovute premesse sul valore dell'avversario sembrava aprire altri scenari per il futuro. Invece sono arrivate altre sconfitte nel costante inseguimento di una continuità che non è mai arrivata. Con Rimini il Catania si gioca la stagione senza giri di parole. In caso di passaggio del turno arriverebbe la chiave per cominciare i play-off dalla fase nazionale, qualora nell'altra semifinale si qualificasse il Padova. In caso di eliminazione sarebbe un messo ritorno ad un campionato che finora vede i rossazzurri nella seconda metà della classifica, quasi equidistanti fra play-off, abbastanza lontani, e play-out. Nel 2024 gli etnei hanno giocato 10 partite. Solo in 2 occasioni con Brindisi e Juve Stabia appunto hanno segnato 2 gol o più, quelli che servirebbero per passare il turno con Rimini. Negli altri match mai più di un gol e in 6 partite su 10 la squadra di Lucarelli non è nemmeno riuscita a segnare. Bisogna invertire la tendenza nell'unica gara che conta ed ecco perché è importante Di Carmine, da valutare impiego e minutaggio, ma servono i gol, come detto, un'evidenza semplice come il calcio che solo se messa in pratica dai rossazzurri può portare a cambiare una stagione dopo 6 mesi di amarezze. Serie C, con il pareggio contro il Picerno, il Messina raggiunge quota 36 in classifica e si avvicina al traguardo della salvezza. Prossimo appuntamento sabato contro il Brindisi, fanalino di coda del campionato. Sentiamo Sergio Colosi. Messina ancora senza vittorie in 6 gare con il Picerno, ma la trasferta del Francoscoglio lascia il segno nella corsa alla vetta della vice capolista, che ha subito la seconda rimonta consecutiva dopo quella con il Benevento. Il punto è più utile ai giallorossi ed è maturato nella classica gara dai 2 volti. Picerno protagonista nel primo tempo, Messina nel secondo, definizione condivisa dal tecnico Giacomo Modica. Diciamo che il primo tempo è stato un po' particolare, hanno fatto un po' di supremazia loro sui gol secondo me molto evitabili da parte nostra, qualche errore, qualche ingenuità, e hanno fatto meglio loro, ma abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo e siccome la partita dura 95 minuti diciamo che sono stati bravi i miei a non mollare niente. La doppietta di Sant'Arcangelo ha evidenziato gli errori di una difesa orfana della coppia centrale titolare Pacciardi-Manetta, con il secondo lasciato in panchina, e Fumagalli decisivo nel limitare il passivo. La ripresa è un'altra storia, il parziale 0-2, il gol annullato a Ragusa, la forza dell'avversario, pioggia e vento non fermano il Messina. Il nono centro dell'ex di giornata Emmausso e un'acrobazia di Zunno hanno consegnato un punto d'oro in classifica verso una salvezza anticipata. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.